Il museo a Testino è un museo importante per il territorio padovano e anche per il territorio veneto. Questa è un'iniziativa sicuramente molto importante, portata avanti dall'amministrazione comunale, dal Museo a Testino, dalla rete dei musei del Veneto e anche dalla Regione. È un'iniziativa anche molto singolare e particolare, quindi invitiamo la gente a partecipare perché sicuramente troverete delle sorprese. È sicuramente una mostra molto interessante che desterà la curiosità di un grande pubblico e penso che questa sia una chiave di lettura veramente nuova che porterà successo a questa mostra. Poi bisogna ricordare che tutte le iniziative culturali che nascono nel nostro territorio portano una grande ricaduta dal punto di vista economico. Noi abbiamo visto con la Commissione come per ogni euro speso in cultura c'è una ricaduta che va dai 3 ai 6 euro, quindi veramente un moltiplicatore importantissimo che fa diventare la cultura un volano per l'economia del territorio e questo è un messaggio che deve arrivare a tutto il nostro territorio veneto di investire nella cultura. Questa mostra nasce da una parola greca, pharmakon, che in greco in realtà ha 3 significati e quindi saranno i bravi traduttori, che sono anche traditori, ma qui vedremo, li metteremo alla prova. Dal contesto capiamo se pharmakon in greco è il farmaco nostro, quindi la cura che salva, ma può essere anche la pozione magica di Circe ed è anche il veleno. Quindi in questa mostra noi giocheremo proprio sull'ambivalenza del termine. Mostreremo veleni che diventano farmaci, farmaci o cosmetici che diventano veleni o lo sono stati in passato, ma soprattutto mostreremo come archeologia, arte, scienza ha visto, ha capito, ha percepito e ha riprodotto il mondo dei veleni e delle cure. Il mondo dei veleni animali oggi viene rivisitato e riscoperto. Ci sono delle banche dati mondiali che raccolgono, catalogano tutti questi veleni e lo studio scientifico sia in ambito farmaceutico sia in ambito cosmetico sta portando a grandi scoperte sia nel drug design sia nelle formulazioni di cosmetici. Ferrara in questo è all'avanguardia perché oltre ad avere l'unico corso di storia della farmacia del farmaco ha una scuola di, chiamiamola di cosmesi, di scienze cosmetiche eccetera, che è nata nel 1980 e che sta studiando proprio questi veleni nell'ottica della tradizione, quindi rivisitazione di antiche ricette, tradizione e innovazione. Est Città dei Veneti Antichi fa una proposta monografica della storia dei veleni e dei delitti, che è una scusa meravigliosa per parlare della nostra storia, da dove veniamo, della nostra radice. Naturalmente il Museo Nazionale a Testino è il cuore pulsante culturale della nostra città e del nostro territorio ed è per questo che con loro lavoriamo in sinergia insieme anche alla Regione del Veneto, al MIBAC e all'Università di Ferrara. Quindi vi aspettiamo il 19 ottobre per l'inaugurazione della mostra e poi sarà presente in Este fino a febbraio.